Pomeriggio popolo di YouTube, ben ritrovati con il campionato Policarberto 2017, campionato che è arrivato al Giro di Boe, essendo questa la quarta gara su 8 che ci vedrà impegnati me e il suo buon socio Daniele in quel di Raceland, pista tra virgolette di casa, perché comunque ci giro molto spesso, soprattutto in queste settimane come avete potuto vedere su YouTube, per testare qualche applicazione, qualche sistema di cronometraggio GPS, anche abbastanza buoni. Oggi, come detto in precedenza, si correrà con i kart super leggeri, detti anche prototipi, kart con telaio 125 e motore 4 tempi da 270 cc, per delle prestazioni che sono tutt'altra cosa rispetto ai classici Centurion o kart da noleggio, perché come avete potuto vedere da telemetria da GPS riescono ad arrivare con al dritto a 70 all'ora, quindi è già un bel passo avanti, c'è una differenza di circa 10 km/h rispetto ai vari Centurion e compagnia bella, perché pesando praticamente la metà, hanno molta più accelerazione, molta più velocità laterale, molta più velocità in rettilineo, insomma sono belli divertenti da guidare. Per cui poche chiacchiere e vediamo di fare meglio per tenere il passo del leader della classifica, che incredibilmente non solo io ma il buon Lemuel però sono lì vicino a 12 punti allo stato attuale. Al momento attuale sono secondo a meno 12 dal leader della classifica, per cui sinceramente non mi aspettavo di essere così in alto al mio primo vero campionato importante, preso in maniera abbastanza seriamente. Speriamo bene per oggi che non ci siano contatti vari o comunque problemi di tecnici, perché uno dei piccoli talloni d'Achille di questo tipo di kart è che bisogna fare uno step mentale in più. Con i kart classici a noleggio si tende sempre, a mio modo di vedere, a trascurare quello che è il mantenimento dell'affidabilità del mezzo. Con questi bisogna fare conto con questo perché sono molto più delicati, per cui incrociamo le dita e ci vediamo dopo in qualifica. Cominciare le qualifiche, novità di questa gara, ci sarà anche la Super Pole che andrà a determinare la griglia di gara 2, per cui qualifiche di gara 1, dopodiché verrà fatta la Super Pole che andrà a determinare la griglia di gara 2 e dopo ci sarà gara 2. Speriamo bene. Ci sono anche delle wildcard che vengono da altri campionati tipo quello emiliano e quello lombardo, e correrà anche Daniel. Ci sarà a divertirsi oggi. Le due qualifiche dei due gruppi, secondo miglior tempo ai Cecco con Mattiello, stesso tempo, adesso vediamo come va a finire, però sembra che il sottoscritto partirà o in seconda o terza posizione, dai, non mi posso lamentare. Adesso via con la Super Pole che determinerà le posizioni di gara 2.
arriva alla gara di campionato, viene mezzo vuoto, lo vediamo stavolta, perché comunque poteva andare meglio. Non è mancato il valore, mancò solo la fortuna, per citare una frase ricordante la battaglia di Elena Main. Che dire, qualifica da parte mia, non mi aspettavo di fare il secondo tempo, soprattutto di girare in 42,3, a parte che comunque a livello di tempi giovedì avevo fatto 43 netto, però girando di sera ovviamente si gira più in alto. Cosa avevi fatto da lì? La prima gara qualifica 6. Una fase di studio della pista. Diciamo, per lui era la prima volta, era un verdinello del wrestling, e soprattutto di questi kart qua. Poi la variabile della Super Bowl è stata una pallavolo impazzita, perché mi si è ritorta conto in una maniera che sinceramente non mi aspettavo. Ho fatto l'ultimo tempo, ho girato a 3 secondi dal penultimo, non so per quale motivo, non lo so, guarderò un attimino meglio il video, analizzerò anche i dati del cronometro GPS, vedrò un attimino del GPS, perché sinceramente mi sembra molto strano di aver girato così in maniera lenta, non lo so, se dovrò analizzare un po' la cosa. E aspetti Super Bowl, cosa che avevi fatto? Non ho visto, diciamo che il giro secco non è nelle mie corde, sinceramente, è una novità che è stata inserita per questo appuntamento, dato che c'è la possibilità, per cui vabbè, me ne farò una ragione, imparo e porto a casa, dai. Gara 1, partita molto bene, sempre attaccato al leader, un paio di tentativi sul passo, ho provato a farli, però stavo quasi per rovinare la gara entrambi, e sinceramente non mi sarebbe andato giù. In primis anche per l'avversario, che poi era continuato a vincere, ma ho portato a casa punti buoni. Che dire, gara 2 sono stato retrocesso addirittura nel gruppo B per via della mia pietosissima prestazione in Super Bowl. Ho fatto quello che potevo, ma purtroppo la fortuna quando deve colpire ci vede benissimo. Mi sono trovato un kart che era più sottosterzo che altro, cioè propriamente non girava, vedrete nel video della gara, proprio sottosterzo in una maniera veramente indicibile, anche perché bene o male erano tutte gomme alla finita, alla frutta, chi più chi meno. Io purtroppo sono beccato quello con le gomme che erano abbastanza finite, quindi non ho potuto fare più di tanto. Daniele, invece ti sei gasato alla grande in gara 2 però, sì, complice un missile, perché era un missile il 6, e sono felice comunque perché è una pista che non conoscevo. Vabbè, a parte la gara 1, la gara 2 ho cominciato un po' a capire le cose, grazie comunque anche al kart, e sono arrivato terzo nella mia manche e ho fatto il best lap della un signor 41 alto, 41 e 8, 41 e 9, 81, aveva un passo gara che quando l'ho visto ho detto porca miseria, questo se San Daniele se si libera di tutti quelli davanti va a prendersi i primi due, ne aveva veramente di più, girava circa 3-4 decimi più veloce di Daniel, che era in quel momento secondo, e diciamo che un po' il rimpianto di aver perso troppo tempo dietro a Enzo, che alla fine è andato a vincere la gara per quanto riguarda il Play Kart Veneto, è arrivato primo lui e io il sottoscritto terzo. Diciamo un pochino quello il rimpianto. Vabbè dai, una bella giornata comunque, dai. Io sono positivo. Vedremo un attimino la classifica giornata. In teoria, facendo un rapido calcolo, ho recuperato 2 punti sull'Emuel che mi è arrivato dietro, per cui 10 lunghezze di distacco con ancora 4 gare da fare e 2 scarti da scegliere.
è abbastanza interessante. Dai, prossimo appuntamento l'8 luglio in quel di B-Karting in provincia di Padova a San Giorgio in Bosco, pista che ho potuto appunzare solamente a gennaio quando ancora c'era la neve fuori, e tutto sommato lì, se riesco a limare ancora qualcosina la cosa si fa interessante, perché comunque ho girato sui tempi di chi corre lì il campionato del B-Karting. Adesso sinceramente non so con che mezzi si correrà, se con i GT4 oppure con gli RX 250 in versione 22 cavalli. Sinceramente non lo so, credo che si correrà con quelli. Una cosa, Mazzi, abbiamo fatto punti preziosi per la squadra. Bisogna vedere un attimino la classifica giornata, perché allo scanso dei equivoci bisogna fare un attimino qualche puntino. In teoria qualcosina dovremmo aver guadagnato ancora, per cui vediamo come va a finire. Per questa giornata è tutto, vi salutiamo, vi diamo appuntamento con la quinta tappa del campionato Playcar Veneto in quel di San Giorgio. Ciao ciao, Buonanotte.